Sì, allora abbiamo avuto degli elementi che ci hanno consentito di avere la quasi certezza del soggetto. Adesso dobbiamo ancora fare alcuni accertamenti. Si tratta di un tossicodipendente conosciuto dell'Interland che era stato notato già qualche ora prima che fosse ritrovato, in particolare durante la notte, da una pattuglia della polizia locale e diciamo poco distante dal luogo dove abbiamo ritrovato il cadavere abbiamo anche rinvenuto un giubbotto con all'interno dei documenti. Adesso stiamo facendo degli incroci con i dati che abbiamo rilevato per appunto giungere alla definitiva identificazione del soggetto. Comandante, lui adesso ci sarà l'esame esterno e potrebbe essere morto per assidiramento. Allora, al momento il cadavere, quando è stato osservato dal medico, non presentava segni di violenza evidenti, se non compatibili chiaramente con quelli della sua posizione all'interno del fosso. Oggi sarà fatto l'esame esterno, dopodiché il pubblico ministero deciderà se fare l'autopsia. Diciamo che dai primi elementi che abbiamo potrebbe essere morto per cause naturali, in particolare forse per il freddo. C'è anche un'ipotesi di morte per overdose di tossico? No, al momento diciamo che non abbiamo rinvenuto sostanze stupefacenti e comunque diciamo la posizione del cadavere non sembrava quella assunta da un tossicodipendente che avesse assunto appunto della droga.